Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane e parleremo di energia, quella a tavola ma anche quella della grande adunata degli alpini che si terrà a maggio a Treviso, ma iniziamo invece dal primo servizio. L'energia è quella di Ascotrade che propone per le famiglie in difficoltà nel Veneto una nuova iniziativa denominata Amici. Vediamo. Nuovi sconti sulla bolletta del gas in arrivo per le famiglie venete in difficoltà economica. Anche per il 2017 si rinnova l'iniziativa Amici, realizzata da Ascotrade, azienda di fornitura energetica del gruppo Ascopiave, in collaborazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative del Veneto. Per l'8° anno consecutivo i clienti dell'azienda trevigiana e di tutte le società di vendita del gruppo Ascopiave, dichiarando il proprio reddito ISEE presso i centri di assistenza fiscale autorizzati, potranno fare richiesta di uno sconto sulla propria bolletta domestica del gas. Potranno farne domanda in particolare tutti coloro che dichiarino un reddito ISEE fino a 25.000 euro annui e che a loro volta saranno ripartiti in 2 differenti fasce di agevolazioni. Meno 20% di sconto per i clienti con reddito fino a 15.000 euro e meno 11% per i redditi tra 15.000 e 25.000 euro, con un risparmio garantito in bolletta di oltre 200 euro nel primo caso e circa 110 nel secondo. L'altro anno abbiamo aiutato più di 10.000 famiglie del Veneto, è un dato da una parte buono per noi, nel senso che diamo una mano a tante famiglie, ma preoccupante dal punto di vista sociale. Siamo passati da 1.800 famiglie nel 2010 a più di 10.000 nel 2016. È chiaro che la crisi non è finita, noi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo nel nostro territorio e direi che questa è la caratteristica delle società di vendita del gruppo Ascopiave. Per l'iniziativa complessivamente il gruppo Ascopiave stanzierà fino a 1.200.000 euro di sconti. Per noi è un impegno, rimane costante per il territorio, per le famiglie, è l'unica società in Italia che fa questo, perché società molto più grosse di noi arrivano a poche decine di migliaia di euro. Questa è un'azienda importante che investe e ha deciso di reinvestire sul territorio e sulle persone del territorio. Quanto riguarda il sociale, lo Stato indietreggia, quindi questo è un accordo concreto per dare una risposta alle famiglie più bisognose. Sottoscritto inizialmente nella sola provincia di Treviso, il patto nel corso degli anni è stato allargato alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza, includendo, oltre ai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, anche altre organizzazioni come ACLI, CAF CGN, Cupla Veneto e UNSIC Belluno. Una vera e propria alleanza per il sociale che poggia sulla rete regionale dei CAF e che è diventato un modello di riferimento per altri servizi in Veneto. Il CAF riesce a fare contemporaneamente la pratica dell'ISEE, cioè stabilisce se tu ne hai diritto e poi manda online direttamente la domanda e la richiesta ad Ascotrade, e questo semplifica molto e riduce i costi. 8 anni fa abbiamo iniziato con un'idea, siamo ancora qui e stiamo migliorando di anno in anno la capacità di dare risposta alle famiglie e in particolare quelle che hanno più bisogno. È un modello di riferimento che anche su altri fronti dei servizi pubblici locali noi abbiamo preso come spunto proprio l'accordo con Ascotrade per cercare in qualche modo di dare beneficio alle famiglie trevigiane.